Bene, possiamo cominciare addirittura con 2 minuti d'anticipo, tanto ci siamo tutti, mi sembra di vedere. L'incontro di questa sera abbiamo grosso modo un'oretta di tempo, avremo pochi interventi, 4 interventi, poi magari gli ultimi 10 minuti li lasciamo per eventuali domande. L'incontro di oggi è Carta di Trieste per l'intelligenza artificiale e sanità tra etica e salute. Io sono Francesco De Filippo, sono un giornalista e insomma fino a qualche mese fa, forse un anno fa, parlavamo di essere in un momento storico che era la vigilia di una rivoluzione sostanziale, no? Quella dell'applicazione dell'intelligenza artificiale. E adesso, nell'arco di pochi mesi, non solo siamo esattamente all'interno di questa sorta di lavatrice enorme, no? Questo tritacarne che è veramente l'intelligenza artificiale, ma l'orizzonte si sposta ancora più avanti perché ci sono nuove applicazioni, ci sono nuovi sviluppi dell'intelligenza stessa e quindi staremo a vedere, è una scoperta continua. Avrete visto, forse avrete notato, qualche giorno fa c'è stato un episodio, oserei dire inquietante, forse banale per certi aspetti, ma che traccia forse un segnale importante, ed era questo ragazzo che ha parlato, dialogava con ChatGPT e alla fine l'intelligenza artificiale gli consigliava praticamente di suicidarsi, no? Dopo averlo offeso duramente, ora non vi sto a spiegare l'intero meccanismo, però il finale era questo, cioè suicidati perché sei una persona inutile. Sei una brutta persona, una persona inutile, che è veramente un elemento fortemente inquietante, no? Questo quindi ci spinge a essere più prudenti e ci spinge soprattutto a saperne quanto più possibile di queste scoperte. Allora io parlerei, direi che posso aver anche chiuso qui la mia introduzione e passerei subito la parola a Massimiliano Ciarrocchi, vicepresidente della Camera di Commercio e vice direttore, giusto? No, vicepresidente. Scusate, ma sbaglio sempre. Gli attribuisco sempre un'altra carica. Ne ho troppe, quindi ci sta. Allora, grazie a tutti e buonasera. E vi porto il saluto del Presidente Paoletti, e si scusa per non essere qui. Mi ero anche figurato un discorso, però ascoltando poi Don Ettore e anche adesso Francesco, mi perdonerete se magari non darò un filologico perfetto, però la prima cosa che mi sento di dirvi è che la Camera di Commercio, anche questa volta, si dimostra pioniera nel tracciare una strada. La Carta di Trieste per l'intelligenza artificiale, che il frutto poi del lavoro di tante anime, tanti soggetti, però si inquadra in quella strada che troviamo anche tracciata qua dietro di me. Vedete, c'è questa targa in marmo dietro di me e lì tra i nomi di questi benefattori ce ne sono diversi che hanno contribuito a finanziare all'epoca il canale di Suez, perché Trieste è anche quella cosa lì, cioè, no? È una città di speranza che vede, traguarda il futuro, perché quando nel resto del mondo ci si occupava di tante cose, in questa città si decideva che era fondamentale partecipare alla creazione di uno strumento all'epoca rivoluzionario, cioè accorciare le distanze tra quello che era l'Asia e l'Europa, no? Motivo per cui il porto di Trieste è quello che è. E ancora oggi è quello che è, al di là delle contingenze e di tutto quello che è nato, ma potrei citare l'opera mirevole che fece sempre questa città e questa Camera di Commercio nella predisposizione dei fari lungo tutto l'Adriatico. Il primo sta qua e però hanno consentito la rotta alla navigazione e via di questo passo, perché anche questa dell'intelligenza artificiale, a mio avviso, è una navigazione e, come diceva l'amico Francesco, in questa epoca, in questi anni, stiamo vivendo non una, ma in contemporanea 3 rivoluzioni che impattano in maniera fortissima sulla vita economica e anche sociale. Abbiamo una rivoluzione digitale, di cui l'intelligenza artificiale è uno degli elementi. Abbiamo una rivoluzione energetica, perché sta cambiando anche il nostro modo di approcciare la vita e cosa vuol dire per noi energia. Abbiamo una rivoluzione demografica con tutto ciò che ciò comporta, e il tema dei migranti, accennato prima da Don Ettore, impatta su questo, perché chiaramente scendiamo noi, aumentano altri. Mi hanno insegnato che i vuoti si riempiono, questo sta avvenendo. Però adesso, se no poi divago e chiedo al moderatore di fermarmi, se no non è più un'introduzione. Sulla rivoluzione digitale impatta sulla vita di tutti noi in maniera
preponderante, impatta sull'economia, impatta sulla cultura, impatta sulla salute, impatta su tutto. È chiaro che va governata, ma per governarla bisogna conoscerla. Quindi ritengo che la cosa fondamentale sia condividere taluni principi di base, ma soprattutto il principio fondante, saperne il più possibile, perché solo così sono in grado di utilizzarla al meglio. Adesso non rubo la parola e il pensiero, no? ai medici che sono seduti qui, ma è chiaro che intuitivamente un medico, per quanto possa essere esperto, per quanto possa studiare, non è in grado di avere a disposizione tutte le analisi possibili di una singola, no, ecografia mirata, mentre l'intelligenza artificiale che interpola analisi fatte in tutto il mondo riesce a analizzare perfettamente, quindi un supporto. Ma è un supporto all'uomo, non può essere sostitutivo dell'uomo, perché a mio avviso, e così concludo, l'intelligenza è quella dell'uomo. L'intelligenza è artificiale perché nasce dal lavoro dell'uomo, siamo sempre comunque noi che dobbiamo governare questa cosa, e ogni opportunità e occasione di conoscenza, di studio, di approfondimento ci aiuta a dominare quella tecnologia, che sempre tecnologia è. Grazie Ciarrocchi. Laura Travani, medico, si schiudono nuovi orizzonti con l'intelligenza artificiale, cambia anche la figura del medico, no? O se vuoi lo spostiamo? No. Vorrei approfondire un po' questo aspetto, no? Cambia la figura del medico nel senso che si trasforma un po' da medico e basta in medico anche tecnico, perché deve utilizzare una serie di applicazioni, di macchine che prima non esistevano, e quindi inevitabilmente deve avere anche una formazione forse più complessa e quindi deve essere anche più lungimirante per certi aspetti. Come cambia? Allora Francesco, bella la tua domanda. Dal punto di vista tecnologico le cose sono cambiate già diversi anni fa, nel senso che per fortuna noi medici abbiamo la possibilità di utilizzare dei ventilatori, per esempio nel mio campo, che è quello della neonatologia, che percepiscono il respiro del neonato e si sincronizzano a questo, e questo avviene tramite degli algoritmi che sono appunto di intelligenza artificiale. Per cui sicuramente la tecnologia, l'intelligenza artificiale ci dà modo di diventare molto più precisi nelle cure, e prima il dottor Ciarrocchi faceva questo riferimento al fatto di avere tantissime informazioni che ci fanno fare magari diagnosi più precise, dei trattamenti più precisi, un'assistenza più precisa. Però le cose che in realtà stiamo scoprendo negli ultimi anni sono che, ok, da una parte l'intelligenza artificiale ci dà modo di avere dei device estremamente, passatemi una parola, competenti. Vi faccio un altro esempio. Un bambino che soffre di diabete grave ha un microinfusore che secondo per secondo misura la glicemia e gli fornisce l'insulina necessaria per mantenere uno stato di glicemia buono. Benissimo, questo migliora la qualità di vita, migliora l'outcome di salute di quel bambino. Ma quello che emerge sempre di più dagli studi, per esempio appunto nel nostro campo, quello del dottor Conte, è che quello che cambia la morbidità e la mortalità, soprattutto nei neonati, è il contatto pelle a pelle con la mamma e il papà, soprattutto sto parlando di neonati prematuri. Quindi verissimo, l'intelligenza artificiale è uno strumento che ci dà delle grosse potenzialità, perché appunto possiamo migliorare, avere delle strumentazioni sempre più precise, avere degli studi che non sono basati su un'area ma su il mondo, degli studi con dati che fino a 10-12 anni fa non potevamo pensare di percorrere. Ma quello che ci insegna la medicina e la letteratura attuale è che, come diceva il collega prima, non dobbiamo dimenticare che la medicina non è matematica, non è ingegneria. C'è un bellissimo libro scritto da Bernard Long qualche anno fa, che è, diciamo, l'inventore del defibrillatore, un grandissimo cardiologo, che si chiama L'arte di curare. Per cui nel nostro campo stiamo veramente scoprendo che l'approccio non è solo artificiale, meccanico, ventilatori, microinfusori, ma quello che guarisce è la relazione. La relazione fra le persone, i medici, gli operatori sanitari e i pazienti. Attualmente nel mio reparto c'è una bambina gravissima, con dei genitori che stanno malissimo,
E proprio Gabriele Conte l'altro giorno ha chiesto se per la loro cultura, perché non è una famiglia caucasica, poteva abbracciarli. E questa è stata una cosa bellissima e questi genitori hanno apprezzato moltissimo questo abbraccio. Per dirvi com'è vero, tecnologia, avanzamento, intelligenza artificiale. Io peraltro ho un figlio laureato in intelligenza artificiale che mi racconta, mi informa su queste novità, ma in medicina quello che cura è soprattutto la relazione. Stare pelle a pelle con un bambino prematuro, mamma, papà, fratellino, diminuisce di oltre la metà la mortalità e la morbidità di questi bambini. Quindi benissimo, noi come medici siamo assolutamente felici di avere un grosso strumento in mano, però appunto non dimentichiamoci che la medicina non è tecnologia e basta, e stiamo introducendo veramente anche nel nostro reparto, nella neonatologia, delle cose che fino a 15 anni fa mai più avremmo pensato, come per esempio la musicoterapia. La musica aumenta le connessioni cerebrali dei neonati che hanno subito una lesione cerebrale. Allora voi capite com'è tutto molto importante, tutto molto bello, però ChatGPT non risolve tutto. Vi racconto un altro piccolo episodio. Una notte, minaccia di parto pretermine per una nostra famiglia, per una nostra mamma, per un nostro papà, proposta di una terapia al bimbo, il papà dice rifiuto questa terapia, perché ChatGPT dice che il cortisone in gravidanza fa male. Peccato che il cortisone è un forte maturativo dei polmoni, della cute, dell'intestino dei bambini che nascono prematuri. Per cui capite come effettivamente, come è già stato detto, ci deve essere sempre un'intelligenza umana, emotiva, che valuta quello che i dati e le possibilità dell'intelligenza artificiale ci dà. Io direi che forse posso fermarmi qua, non so, posso parlarvi anche tutta la... Siamo in perfetto orario, quindi se vuoi proseguire, prego. Ecco, no, questo per dire, come vi faccio allora ancora una piccola diciamo, digressione, vi raccontavo che appunto mio figlio è laureato in intelligenza artificiale e lavora per la Comunità Europea. Il suo compito è quello di monitorare delle intelligenze artificiali che valutano le cosiddette fake news. Ogni giorno vengono analizzati oltre 500.000 articoli da parte appunto della Commissione Europea per capire cosa sta circolando in termini di notizie. Allora nessun umano riuscirebbe a fare un lavoro del genere, quindi ancora un esempio per dire come l'elaborazione dei dati anche in medicina, no? Si parla di medicina basata sui dati ormai, fino a qualche anno fa si parlava di medicina basata sull'evidenza e l'evidenza era quello che emergeva dagli studi pubblicati in letteratura, però effettivamente è uno strumento potentissimo. Stiamo però attenti, soprattutto appunto in medicina, in neonatologia, in pediatria, di non dimenticarci come l'intelligenza umana, che è un'intelligenza emotiva, che guarda in faccia, che legge l'espressione dei volti, che capisce l'intonazione, è qualcosa da cui appunto medici, infermiere, operatori sanitari, psicologi, ma anche semplicemente persone che si occupano di persone, cioè che vengono in contatto con bambini e adulti, hanno una capacità e una potenzialità che nessuna macchina e nessuna intelligenza artificiale ha. Grazie. Grazie Laura Travaglio. Grazie Francesco. Grazie. Attenzione al microfono. Gabriele Conte, così completiamo l'aspetto sanitario. Beh, innanzitutto sta emergendo un ruolo sempre più importante dell'uomo, no? Di solito in questi dibattiti poi nasce questa paura, forse atavica per certi aspetti, profonda, che la macchina in qualche modo prenda il sopravvento. Invece fortunatamente dagli interventi che stiamo ascoltando, no? C'è un ottimismo, fiorisce un ottimismo. Laura Travanni in particolare parlava di un aspetto che mi intriga molto, è quello che ultimamente le persone che si rivolgono ai sanitari, che si rivolgono ai medici,
vanno, come dire, a questo incontro già sapendo che cosa hanno, di che cosa soffrono e soprattutto hanno già la terapia in tasca. No? Ecco, l'intelligenza artificiale moltiplica tutto questo, accelera ancora di più questo approccio. Quale può essere la risposta sensata e gentile, per quanto possibile, da parte dei sanitari? Riferito sempre all'intelligenza artificiale, ovviamente. Riprendo attenzione che... Certo, sicuramente non è un problema soltanto dalla parte, cioè non è soltanto uno strumento e non è soltanto un potenziale problema di gestione da parte del sanitario, ma è sicuramente un qualcosa che tutti noi, per tutti noi non è semplice neanche da utilizzare quando siamo dall'altra parte della barricata. No? È un esempio che è emerso quando ne abbiamo discusso. È capitato che c'è questa famiglia, arriva in sala parto, il quadro di salute della mamma e il quadro di salute del bambino impongono un taglio cesareo, il bambino ha un'età pretermine, quindi è abbastanza prima del termine, e la famiglia mette in discussione l'opzione del medico. Perché? Perché ChatGPT dice che non è indicato una nascita pretermine e ci chiedono di uscire dalla stanza perché devono discuterne tra di loro, cioè non attendono neanche che noi si spieghi la motivazione. Qua mettiamo a rischio la vita di mamma e bambino. Quando torniamo ci ribadiscono appunto che è controindicato. Quindi serve anche modulare la domanda con i termini giusti. Se io ti dico che metti a rischio la vita, a prescindere, no, che non sia opportuno o meno nascere a un'età pretermine, allora diciamo che quello è il cut-off per poter intervenire. Quindi serve educare, certo, serve avere consapevolezza e poi c'è anche tutto l'ampio problema legato al database. La macchina ha bisogno, per avere una mappa decisionale, ha bisogno di una grandissima quantità di dati, quindi si apre anche tutto il grosso problema privacy. Dove vado a prenderli, dove li conservo, come li conservo, e poi è indubbio, come ha detto Laura, noi siamo persone che curano persone, non possiamo pensare di avere soltanto dei medici competenti. Devono essere medici competenti, ma gli vogliamo togliere la parte di umanità, sensibilità, empatia, accoglienza. Penso che abbiamo toccato tutti con mano quando ci ritroviamo dalla parte del paziente, che non basta avere una persona competente, ci vuole anche tatto, ci vuole silenzio. Guardate la forza dello stare e stare in silenzio nel momento che accogli qualcuno che sta male. Cioè la componente il medico è tante cose, il medico ha una componente esperienziale di vissuto, e la bellezza del nostro mestiere che non è solo perché abbiamo imparato Laura da maestri che mettevano competenze, conoscenze ed esperienza e mettevano passi falsi, te li spiegavano i passi falsi. Tendiamo sempre più a vedere una vita anche professionale di successo. Ma quante volte il bambino per imparare a camminare cade? Quindi il trasmettere anche ciò che si sbaglia forse è anche più formativo del trasmettere ciò che è giusto fare. Grazie. Prego. Scusateci questo rito. Diego Bravar, Presidente Biovalle Investment Partner. Affrontiamo adesso l'aspetto. Accidenti. Credo di aver creato danni per qualche milione di euro, immagino. Quindi valore storico sicuro. Esatto, sì.
Affrontiamo invece l'aspetto più industriale e imprenditoriale, diciamo. Qualche giorno fa ho intervistato il numero 2 dell'IBM, IBM Europa, il quale diceva che è talmente veloce questo cambiamento che necessariamente le norme devono essere dinamiche, le leggi, le norme devono essere dinamiche e possibilmente essere suscettibili di cambiamenti continui, no? E quindi auspicava una maggiore vicinanza tra gli apparati statali, quelli accademici, gli scienziati e quant'altro. E sosteneva anche che un primo passo da questo punto di vista è appunto quello del AI Act dell'Unione Europea, no? Questa prima legge sostanzialmente che ha stilato, che ha promulgato l'Unione Europea. Certo, sono 500 pagine, non è proprio una lettura, diciamo, da comodino serale, però è già una presa di coscienza. Ecco, come sta cambiando il mondo delle tecnologie e dell'industria da questo punto di vista? Allora, grazie della domanda, perché vorrei fare una risposta un po' così, dandovi una storia temporale mia, professionale. Quando ho cominciato a lavorare negli ospedali riuniti di Trieste, c'erano come oggi 6.000 apparecchiature, circa, tra cui ventilatori polmonari. E il mio problema era sostanzialmente da ingegnere clinico, poi ho scoperto il nome, non sapevo che questa era la professione, era quello di aiutare i medici a usare questi strumenti in modo sicuro. Sicuro, diciamo, voi direte perché, ma anche efficiente, perché all'epoca poi spendavamo un sacco di soldi per queste manutenzioni, che non erano solo manutenzioni, era messa, se volete, a punto delle apparecchiature. Mi ricordo tanti esempi di medici illustri di radioterapia, di radiologia, che mi dicevano sì, va bene, facciamo questo, però poi io devo dare una diagnosi, no? E dico d'accordo, per farla bene noi dobbiamo, tecnici, darvi tutto il supporto tecnico perché la vostra diagnosi sia corretta, perché state usando 6.000 apparecchiature per la diagnosi, per la terapia e per meno, diciamo, per la riabilitazione. Cosa è successo? Che queste apparecchiature all'inizio di informatica avevano 10%, dopo 30 anni tutte le apparecchiature degli ospedali di informatica hanno l'80%, sono praticamente dei computer con altre cose. Perché dico questo? Perché è importante, per non spaventarsi di questa nuova tecnologia, pensare che noi stiamo già nella sanità gestendo tecnologie da tanti anni. E c'è stata una rivoluzione vera. Quando io sono entrato, le TAC non c'erano, a proposito di regolamentazioni, e c'era una legge che diceva che potevamo avere una TAC ogni 600.000 abitanti o 300.000 abitanti. E questo ha rallentato l'immissione, e quindi siamo stati 7 anni per cambiare quella legge. Ma vi dico di più. Quando io sono entrato, ero il primo ingegnere elettronico che entrava in un ospedale in Italia. Sapete perché? Perché l'ospedale era considerato un'opera muraria e quindi gli unici ingegneri, c'era una legge del 32, per cui gli unici ingegneri che potevano entrare in ospedale erano ingegneri civili con i loro colleghi tecnici geometri. A Trieste abbiamo fatto una rivoluzione. Abbiamo inventato una figura, quella dell'ingegnere clinico, perché mi sono reso conto che il 95% degli ospedali americani aveva un ingegnere clinico e in Italia eravamo al 5%. Allora ho detto perché? E quindi c'è stato un problema di formazione dell'università, di un corso di laurea in ingegneria clinica, di scuole per tecnici delle apparecchiature biomediche, insomma un mondo per gestire quelle 6.000 apparecchiature. In Italia ce ne sono 1.200.000, ecco, così per dare dei numeri, e queste hanno tutte dei sistemi informatici
che all'epoca non si collegavano a niente. Poi c'era una società, era nata con noi, che faceva l'informatica, che era l'INSIEL, che per la prima volta in Italia c'era un data center che raccoglieva tutti i dati sanitari di tutti gli ospedali, di tutte le aziende sanitarie di questa regione in via San Francesco, a Trieste. Eravamo gli unici, e ve lo dico ancora, siamo ancora gli unici. Per cui, diciamo, abbiamo una grande mole di dati da qualche parte che la Regione, con l'aiuto dell'INSIEL, potrebbe utilizzare. E veniamo all'intelligenza artificiale. Diciamo, quando noi un po' abbiamo perso la rivoluzione delle tecnologie biomediche. Le tecnologie biomediche, per darvi un'idea, è un mercato da 600 miliardi, 3 volte la navalmeccanica o 5 volte la navalmeccanica. E quindi è un settore molto importante. Solo in Europa, e purtroppo, a proposito di eguaglianza, è gestita, chi può curarsi meglio con le tecnologie biomediche sono soltanto i paesi ricchi, perché i paesi poveri non possono curarsi, perché se noi abbiamo 10 ventilatori polmonari, loro avendo un prodotto interno lordo per abitante 1/10, ne hanno 1. E quindi l'eguaglianza con le tecnologie è sempre stata un problema. E quindi arriviamo all'intelligenza artificiale, perché non voglio evitare. L'intelligenza artificiale è uno strumento come tutti gli altri nella sanità, secondo me. Il medico è quello che deve fare la diagnosi, la terapia, prescrivere la riabilitazione, questo è un oggetto. Inutile che parliamo, no? È un oggetto. Naturalmente per questo oggetto, quando si compra, ci sarà un problema, ma anche lo è per tutti i dispositivi medici o per i software, perché per darvi l'idea dei numeri, a Trieste abbiamo 60 milioni di apparecchiature mediche e 60 milioni di software circa, clinici o amministrativi negli ospedali. L'intelligenza artificiale si aggancia a questo, perché tutti i dati che sono nei dispositivi medici, nel ventilatore polmonare, come ha detto prima la dottoressa, vanno a finire in continuità, sono miliardi di dati. E quindi il medico può vedere alcuni dati, zooma un momento con i software attuali, ma non è capace di vedere l'evoluzione dei dati, la predizione, no? Cosa succede a livello predittivo. E quindi ci vuole anche degli algoritmi, insisto, algoritmi, meccanica, cioè non più meccanica, ma sono delle macchine, degli algoritmi che fanno una cosa come fanno i ventilatori polmonari. Prendono i dati e descrivono. Se un medico dice guarda che i dati mi dicono questo, tu impara, caro algoritmo. Se il medico non gli dice cosa deve imparare, l'algoritmo non impara. Quindi, e chiudo, scusatemi, perché secondo me nella sanità ci vuole quello che è scritto ho letto la carta di Trieste, è scritto un technology assessment, si dice, quando compro qualcosa, e guardate già succede, quando si compra un ventilatore polmonare si fa un'analisi tecnica, economica e clinica, e quando si comprerà un algoritmo si dovrà fare un'analisi tecnica, economica e clinica, punto. Quindi non spaventiamoci, è come prima, l'ospedale era fatto solo da mura, poi c'erano gli impianti, perché abbiamo anche l'aria condizionata, perché fa bene anche quella ai pazienti, anche se costa, come tutto costa. Abbiamo le tecnologie, adesso avremo l'intelligenza artificiale. Secondo me il passaggio è questo. Per fortuna ci siamo attrezzati. Abbiamo messo negli ospedali non solo degli ingegneri civili che proprio non potevano seguire questa evoluzione, ma abbiamo, grazie a Trieste, questo. In più abbiamo una cosa nuova, e qua chiudo. Trieste, il governo italiano su Trieste ha investito 300 milioni all'anno sulla ricerca e abbiamo come conseguenza 10.000 ricercatori.
circa l'1% normalmente di questi ricercatori diventano degli imprenditori e fanno piccole aziende, per esempio, che potrebbero fare l'intelligenza artificiale. Sapete quant'è questa percentuale in altri paesi? Del 10%. In Svizzera, per esempio, in Germania. E quindi, però, Trieste, grazie a questo, abbiamo un numero di start-up innovative, siccome abbiamo un numero di ricercatori, come dire, fuori da tutte le scale europee e italiane, diciamo abbiamo un numero di start-up per milione di abitanti uguali a quella della Germania e della Francia. Quindi la carta di Trieste sull'intelligenza artificiale è giusto che nasca a Trieste, ma è importante che questa carta venga portata nelle sedi istituzionali, vedi ONU, no? Vedi, in modo tale che tutto quello che si sta facendo contempli anche un territorio che dà dei suggerimenti perché ha delle capacità intrinseche. E per dirvi idea quello che è successo, come dire, c'è stato giugno 24 una riunione dell'OECD, che è la riunione, no, degli stati, no, europei prima e poi anche a livello internazionale sullo sviluppo economico, ma non solo, si parla anche, come dire, di diritti, no, delle libertà, eccetera. Giugno 24 si parla un documento sull'intelligenza artificiale nella salute. Rapidamente, luglio 24 c'è una strategia italiana per l'intelligenza artificiale anche nella salute. A proposito, rapidamente, ottobre 24 il G7 a condizione italiana parla dell'intelligenza artificiale nella salute e nello sviluppo economico potenziale del Paese. Chiudo, ci stiamo muovendo, tutti si rendono conto, perché l'intelligenza artificiale, questo settore dell'informatica, chiamiamola così, questo settore dell'informatica crescerà con una media del 40% all'anno. Ecco, il nostro PIL sapete che varia attorno all'1%. Anche un po' meno, il 40% l'anno, quindi significa che o avremo dei bravi ragazzi e li sapremo far parlare con delle imprese e salveremo queste imprese che sanno di intelligenza artificiale anche nella salute, e avremo dei bravi medici che useranno queste tecnologie come tutto il rimanente delle tecnologie, perché tecnologie sono, e quindi faremo non soltanto buona salute e buona sanità, ma faremo anche uno sviluppo economico che poi ci serve per sostenere la sanità pubblica. Grazie. Bravo. Molto bene. No? Grazie, Brava. Bravo, molto bene. Don Ettore, tutti gli interventi, devo dire, rincuoranti, in qualche modo rassicuranti, no? Però, come si dice, per non saperne leggere né scrivere, intanto da Trieste parte questa piattaforma, oserei dire, no? Questa base di partenza intorno alla quale poi possono crearsi vari addentellati per quanto riguarda le norme e il vissuto dell'intelligenza artificiale, no? Cioè c'è questo scheletro, diciamo così, questa piattaforma, questo basamento sul quale poi, che è la Carta di Trieste, intendo dire, sul quale poi si può costruire e si può in qualche modo avere l'attenzione per uno sviluppo corretto dell'intelligenza artificiale stessa. Se vuole illustrare la Carta innanzitutto e poi verificare, diciamo, chiarire quali possono essere i pericoli dello sviluppo di queste tecnologie. Dunque noi già 2 anni fa come Associazione Culturale Studium Fidei abbiamo pensato di creare un gruppo di lavoro, l'abbiamo creato con le varie aree per poter individuare quello che è il vantaggio, quelli che sono, diciamo, i pericoli dell'intelligenza artificiale, in modo particolare come si preparano gli algoritmi, quali sono i criteri etici, quali sono, diciamo, le prospettive, la ricaduta di questi algoritmi secondo
appunto quelle che possono essere la realtà economica, la realtà, diciamo così, sanitaria e via dicendo. Quindi ci siamo trovati in un anno, no? Dove abbiamo sentito le varie aree e poi con calma, tramite anche a giuristi, abbiamo stilato quella che chiamiamo la Carta di Trieste. La Carta di Trieste, prima ancora che uscisse, diciamo così, la legalità europea, ecco, è partita ed è stata appunto anche inviata in modo particolare all'ONU, alla Santa Sede e anche a coloro che, per esempio, come la Banca Etica di Firenze, ha voluto essere, diciamo, aggiornata sulla Carta di Trieste. La motivazione per cui noi abbiamo come associazione Studium Fidei e le persone che hanno aderito a questo, professionisti, avvocati, diciamo così, medici e giuristi, eccetera, era vedere come dal punto di vista etico, dal punto di vista del pathos, dal punto di vista, come diceva giustamente la dottoressa, le relazioni, possiamo preparare gli algoritmi. Qual è l'etica per gli algoritmi? Quindi, tornando al discorso della sanità, il discorso della sanità è molto, molto delicato, in quanto l'algoritmo è una realtà, diciamo, asettica. Metto dei dati per quanto riguarda quella patologia, per quanto riguarda quella cura, eccetera, però mi manca il rapporto della persona. Quindi l'algoritmo sanitario che va ad essere lì a disposizione come, diciamo, una realtà bibliotecaria in nuce, non è coinvolto nella dimensione della persona. Quindi è necessario che l'algoritmo non venga dato in mano al paziente, ma l'algoritmo deve essere dato in mano al medico, il quale, come diceva giustamente la dottoressa, ma anche il dottore, è necessario che si rapporti alla situazione concreta. Si parlava pure del prenatale, ma anche della persona che ha delle difficoltà di salute, qual è la sua situazione generale. E in base alla situazione generale, il medico, con l'algoritmo che è a sua disposizione, potrà anche, diciamo, correggere l'algoritmo stesso. Cioè, non si può prescindere dalla dimensione dell'umano. Diversamente, ecco, possono succedere quello che ha citato De Filippo all'inizio, dei suggerimenti: non sei fatto per questo mondo. Arrivare a questa decisione è gravissima la situazione. Quindi è necessario che l'algoritmo sia sempre gestito. Questo è l'aspetto etico. Se manca la gestione dell'algoritmo, noi siamo in mano al robot e il robot in sé per sé ti dà dei dati, cioè siamo in mano a una dimensione legalistica dove manca l'umano, no? Il grande problema, adesso salto, il grande problema ad esempio del recupero di coloro che si sono lasciati coinvolgere dal delinquere, non è soltanto la legge, tu fai 3, 15, 20, 30 anni di galera, prima di tutto che ci sia una pena certa, e in Italia la pena certa è sicut in quantum, questo purtroppo è, ma anche c'è l'opportunità di vedere come reagisce colui che è orientato a pagare la pena, ma anche a redimersi. Questo è stato il concetto grande, ecco, della rivoluzione, di quello che è la rivoluzione carceraria in uno Stato democratico. Non è soltanto la pena, è il recupero. Così, ecco, l'algoritmo è, diciamo, la legalità, ma il rendersi conto di come può essere, diciamo, recuperato un paziente nel suo stato specifico, c'è bisogno della relazione, ma non della relazione
di colui che non è competente, che va a vedere questo mi dice così, quindi lei medico faccia così. Allora è finito tutto. È necessario dare al competente l'opportunità di valutare lo status questionis, cioè la situazione nella dimensione specifica, il soggetto, e quello che la patologia può indicare e vedere se questo è compatibile con il paziente stesso. Se manca questo, noi siamo praticamente di fronte a una realtà che ci porta a soluzioni, diciamo, non degne della persona umana. Quindi è necessario, ecco, la nostra carta ha voluto suggerire, per amor del cielo, suggerire questo. È necessario garantire una dimensione etica e l'umanizzazione del rapporto con il paziente e l'algoritmo, cioè l'intelligenza artificiale. Se manca la relazione, sono questioni dei tetti in su e quindi possono creare quello che si diceva poc'anzi. Quindi è molto importante, ringrazio del suggerimento, è che la nostra carta, con molta semplicità, possa essere presa in mano. Ovviamente tutto quello che Trieste fa, da Trieste c'è sempre il subiudice, perché noi siamo fatti così. Hanno preso l'Università di Reggio Calabria e di Sicilia, hanno preso con serietà la carta di Trieste, ma l'Università di Trieste non ha neanche alzato il telefono per dire grazie che avete fatto questo. Mentre c'è appunto anche un percorso che porta a valutare l'ingegneria degli algoritmi. Allora diventa importante renderci conto che i suggerimenti che vengono offerti, diciamo, da un pool di persone che non sono ideologiche, ma le quali guardano l'aspetto etico e umano, possa essere preso in considerazione. Il grande dramma del nostro oggi è che quello che non è ideologico non è preso in considerazione e quindi noi ci troviamo, caro Cogoi, siamo cadai, si direbbe a Trieste. Questo è il fatto. Allora diventa importante, come diceva Bravar, e lo ringrazio, prendere in esame questo lavoro di equipe che è durato un anno. Non è che siamo stati lì a mangiare la pizza, non abbiamo mai mangiato niente, vero o no? Mai, ma abbiamo lavorato. Allora questo ci aiuti a comprendere l'aspetto etico, l'algoritmo in mano ai competenti e non siamo tutti competenti. Io sto male, vado a guardare o Google, enciclopedia, cos'è questa malattia. È un po' poco, siamo fuori strada, c'è il medico, tuo generico, c'è lo specialista, rapportati. Questo è conta. Il fai da te non serve a niente, soprattutto in salute. Allora diventa importante essere talmente, diciamo così, uso un aspetto etico, umili di dare al competente la risposta e spesso questo noi non lo vogliamo, vero dottoressa? Allora quello che dice il medico, ma bisogna vedere, Google mi ha detto così, ma Google non sa la tua situazione sanitaria, è il medico tuo, è lo specialista. Quindi entrare nel riconoscere a coloro che hanno un compito e sono competenti, ecco, di leggere gli algoritmi e usare l'intelligenza artificiale come strumento, non come il vaticinio, no, di Delfi, no? È uno strumento grazie al quale io posso vedere con il mio medico che cosa posso utilizzare per un percorso così sanitario. Questo io direi che è il primo pensiero, è dare a ciascuno, i latini direbbero, uniquique sum, a ciascuno il suo. Lascia stare Google, parla al dottor, domanda al tuo medico, se il caso ti manda da uno specialista, sia pure lui confronta l'algoritmo, ma sia lo specialista che ti conosce, il medico che ti conosce a dirti questa è la cura per te. Grazie, Io ho grazie. finito. Io direi che possiamo aprire al dibattito, no? Abbiamo
siamo in buon anticipo, abbiamo più o meno ancora un quarto d'ora, immagino che ci siano domande. Immagino male? Altrimenti io ne ho a sufficienza per fare anche un secondo giro, insomma una seconda tornata di interventi. Allora, mentre voi ne preparate qualcuna di domande, io ne faccio una cattiva a Laura Travanna. Abbiamo visto che per certi aspetti, sulla cybersicurezza, abbiamo visto che per certi aspetti ci sono non tanti, ma qualcuno che riusciva a penetrare anche abbastanza facilmente negli archivi, nelle stanze segrete del Viminale. No? Allora mi chiedo, da un lato c'è l'aspetto più rassicurante per gli utenti quando le macchine, le tecnologie ovviamente appartengono al pubblico, allo Stato. Però in un processo sempre di maggiore privatizzazione anche della sanità, ci possono essere più pericoli che i dati, che sono la ricchezza di questi anni, direi, in tutto il mondo, possano finire in mani sbagliate? Una domandina banale. Facile. Sì. Coraggio. Allora, il pericolo sicuramente c'è. Però bisogna anche dire che ormai tutti gli ospedali, e magari su questo mi aiuterà anche il dottor Brava, il professor Brava, hanno proprio un ufficio garante della privacy. Anche gli ospedali che fanno ricerca, per procedura, devono anonimizzare i dati e quindi questo, devo dire, per noi clinici è spesso un problema, perché richiede ovviamente tempo, l'uso appunto di algoritmi specifici, però c'è molta attenzione da questo punto di vista a proteggere i dati. Alle volte forse anche in maniera che può apparire esagerata, nel senso che appunto per fare uno studio devi chiedere il consenso, devi anonimizzare i dati, quando le persone magari sui social pubblicano tutto di se stesse e tu magari per usare solo per fini statistici anche solo il valore di un parametro anonimizzato devi avere un consenso scritto e talvolta anche gli studi che noi facciamo sono parziali perché non abbiamo accesso a tutti i dati, perché magari viene negato appunto il consenso. Quindi devo dire che la regolamentazione in Italia su questo è molto seria, per cui anche noi come clinici abbiamo proprio una cosa che si chiama il registro della privacy, dove spieghiamo esattamente, dove conserviamo i dati, quali sono gli strumenti per tenerli al sicuro e appunto in ambito di ricerca, faceva cenno prima il professor Brava, c'è una grandissima attenzione a questo. Devo dire che quello che tu, Francesco, citavi, cioè il rischio, non è solo quello che un hacker entri e destabilizzi il sistema, ma è anche talvolta il rischio che lo stesso sistema vada in crash per delle piccole problematiche interne ed è successo se non sbaglio l'anno scorso, in cui il sistema di prenotazione degli appuntamenti nella nostra città è andato in tilt e quindi di colpo ci sono state 2 o 3 prenotazioni per lo stesso orario, la stessa visita in diverse strutture sanitarie della regione. Quindi effettivamente ancora una volta il discorso che le macchine sono strumenti e alle volte gli strumenti possono avere degli errori. Non solo perché l'umano non ha insegnato bene, ma perché proprio internamente, allora è molto raro, ma quando è raro è veramente molto, molto difficile da arginare quello che succede. Riguardo al discorso in sanità, per fortuna, almeno nella nostra città, ma probabilmente proprio perché abbiamo dei sistemi estremamente accurati di protezione, devo dire che questa problematica in ambito sanitario non è sentita in maniera così forte e c'è anche un grosso sistema di tutela per cui ogni accesso di noi sanitari, per esempio ai dati personali, viene registrato e l'utente può vedere che la dottoressa Travanna nel giorno 12 novembre alle ore 10:30
ha avuto accesso per quella motivazione al mio fascicolo sanitario elettronico. Quindi devo dire che su questo c'è un sistema molto trasparente e molto sincero al momento nella nostra regione fra utenza e servizio. Grazie, la domanda era perniciosa, però la risposta è stata sintetica ed esauriente anche. Dottor Conte, c'è un altro aspetto interessante, credo, in questo processo di cambiamento così repentino, il livello di formazione dei sanitari, no? Come cambia, come ci si aggiorna e soprattutto nell'ambito del turnover, i giovani che entrano a lavorare negli ospedali, nel settore sanitario in qualche modo, sono sufficientemente preparati, questi millennial, sono smanettoni, ma questo ne fa anche degli ottimi medici? Allora, sicuramente sono più preparati di quanto non lo fossi io. Quando ho iniziato, come vi dicevo, noi abbiamo avuto i maestri e avevamo i prontuari, quindi avevamo le enciclopedie e avevamo i prontuari. Il prontuario era questo libro sacro nella tasca, no? Che magari te l'aveva anche passato qualcun altro, quindi era già sottolineato, scritto, e tu guai perderlo, potevi perdere il camice, il fonendo, ma non potevi perdere il prontuario. Quindi sicuramente, come diceva il dottor Brava, noi ci siamo entrati, siamo dentro al sistema, siamo dentro a delle applicazioni che mettono insieme i dati. Ad esempio noi lavoriamo in ambito pediatrico anche per eventualmente fare delle diagnosi legate a sindromi. Quindi noi abbiamo delle competenze, guardiamo i volti del bambino, ma abbiamo delle applicazioni che fanno una fotografia e mi dicono in percentuale quale potrebbe essere tra 2 e 3 le sindromi. Poi, come diceva la dottoressa Travan, la medicina non è una scienza certa, non è 0 e non è 100%, e quindi ci vuole la competenza esperienziale, che però, quantomeno nell'ambiente Burlo-Garofalo, è fatta di equip. Quindi ci sarà l'applicazione con l'intelligenza artificiale che mi dà delle indicazioni e poi c'è una discussione collegiale dove ognuno porta le proprie competenze, no? È una sorta di grande computer con grandi esperienze dove poter collaborare. I giovani arrivano che non hanno più il prontuario, ma hanno il cellulare con le applicazioni. E devo essere sincero che in questo campo un pochino fanno i maestri e noi siamo gli allievi. Ma mi piace anche questo discorso, no, che ci si rimetta in gioco, perché la figura del sanitario ogni tanto fa fatica a entrare nei meccanismi moderni, ai cambiamenti. Cioè, se io nella mia testa ho imparato determinate cose e dopo mi cambi lo strumento, mi devo rimettere in gioco, e rimettersi in gioco non è sempre facile. Però in ambito pediatrico noi impariamo anche tanto dai nostri pazienti, che non sono nostri pazienti, ma sono soggetti di cura. Questa è una cosa che, ad esempio, per noi al Burlo è abbastanza un mantra. Io non ho proprietà di un paziente. Il paziente non è il mio oggetto di cura, ma il paziente è il mio soggetto di cura. Noi impariamo da loro, impariamo dalle famiglie e impariamo anche dai giovani che mi sanno aiutare ad entrare nel mondo con gli strumenti giusti. Concludo riallacciandomi a quanto detto dal dottor Ciarrocchi, che ci faceva quel ricordo appunto che Trieste è sempre stata all'avanguardia. Ho guardato le date 1859, 1873, pensate che quest'anno per l'Associazione Medica Triestina, la più antica società scientifica di Trieste, sono 150 anni di attività. Quindi siamo lì, siamo sempre stati avanti. Sempre stati avanti. Diego Bravaro, io insisterei dal suo aspetto però di nuovo sulla cybersicurezza, no? Questi sono anni in cui un po' per
il fattore cinese, diciamo così, un po' per il conflitto ucraino-russo, sono tantissimi, sono moltiplicati gli attacchi hacker, strumentali grosso modo, no? Ecco. Come ci si protegge da questo punto di vista? Anche la cyber security, diciamo, ora, fa parte, diciamo, di una tecnologia, no? Cioè, è un'altra tecnologia. Noi quando abbiamo questi dati in via San Francesco, voi pensate sul serio che non ci possono essere attacchi, e lì ci sono tutte le nostre informazioni di tutti noi cittadini di 1.200.000 abitanti di questa regione. Ecco, qui ve lo dico perché se non pensiamo così, allora è chiaro che però un'organizzazione che gestisce 1.200.000 abitanti, diciamo 80 persone, forse si organizza meglio di altri ospedali dove ci sono 5 tecnici informatici che dovrebbero fare tutto, anche la cyber security. Impossibile. Questo è il primo punto. Il secondo punto, perché per cose complesse ci vogliono organizzazioni complesse e soprattutto ci vuole la capacità, si chiama così come parola roboante, di interdisciplinarietà. Sempre di più siamo interdisciplinari e quindi la cyber security è un oggetto come un altro. Bisogna avere l'organizzazione per farla. Però, quando c'era il discorso della protezione dei dati della dottoressa, perché abbiamo questa protezione dei dati così spinta? Tant'è che io sono andato dal medico di famiglia ieri e la dottoressa mi ha detto: se lei non va su Sesamo, non mi autorizza, io medico di famiglia non posso vedere i suoi dati. Ma no, gli ho detto, cioè mi sembrava, ecco, siamo addirittura esagerati. Perché poi, guardate, andare su Sesamo non è proprio una... allora voglio vedere un po' una povera, no, persona di 85 anni che vada su Sesamo e dice autorizzo il mio medico di famiglia. Perché non bisogna neanche esagerare dall'altra parte. E poi il punto che tutti questi allarmismi, dalla cyber security all'intelligenza artificiale, oddio cosa succederà, una cosa è certa, che il cambiamento è più rapido, questo sì, ma in tutto. E questo cambiamento più rapido ci obbliga ad avere organizzazione, a riorganizzarsi più rapidamente, a livello di informatica, a livello dell'ingegneria clinica, a livello di quello che volete. E dobbiamo di medici, no? Un medico che fa più interventi su una certa patologia, beh, ne sa di più di un altro che ne fa un decimo. Questo mi sembra, però se uno vuole evitare il disagio dei propri cittadini deve cercare di spartirsi sostanzialmente, ecco qua, no? Le attività tra tanti medici di questa regione, o del nord-est se volete. E quindi però la paura, ecco io vorrei tornare alla paura, non dobbiamo avere paura dei cambiamenti. L'avevamo quando venivano le apparecchiature o gli impianti negli ospedali, l'avevamo quando sono venute le tecnologie, l'avevamo quando abbiamo immesso, come dire, l'informatica medica e l'abbiamo adesso con l'intelligenza artificiale. Secondo me questi messaggi ripetitivi di paura sono devastanti, perché a questo punto, ve lo dico cosa sta succedendo, che gli imprenditori americani, come dire, vanno avanti come dei treni, come si dice dal punto di vista tecnico. Lo Stato cinese va avanti come un treno e noi europei rimaniamo indietro. E qual è sull'intelligenza artificiale, così chiudo il mio discorso, e qual è la nostra problematica? Era quella che quando... E avevo detto a un medico del pronto soccorso: ma perché non fa un attacco a mio padre? E mi ha detto: perché non abbiamo l'attacco, deve andare a Pordenone. E con un paziente in emorragia cerebrale un trasporto fino a Pordenone e tornare indietro, e c'era una regola, che si poteva comprare un attacco ogni X, che vi ho detto prima. Allora, l'Italia e Trieste nell'Italia
che comunque è sempre stata all'avanguardia, lo era e lo è, perché insomma non è che Trieste era fatta da nobili, Trieste era fatta da avventurieri, da quello che volete, ma comunque promuovevano l'economia sotto l'Austria, questo era Trieste, ed era molto più simile agli Stati Uniti di quello che fosse Venezia. Allora, io non voglio che diventiamo avventurieri, ma neanche che diventiamo come Venezia, in decadenza all'epoca. Secondo me, e per non fare questo non dobbiamo avere paura di cambiare o di seguire il cambiamento del mondo. Grazie. Don Ettore, chiudiamo il giro. Faccio un'altra domanda a risposta, diciamo, a 3 giorni, grosso modo. Il rapporto tra la religione e la scienza, come si pone la religione? La carta elaborata, oserei dire promulgata quasi, ha il merito di non avere infingimenti né da un lato né dall'altro. È una carta obiettiva, imparziale, non religiosa, diciamo così, laica. Ecco. Senso buono. Nel senso buono, sì, certo. Ecco, come si pone la religione di fronte a uno sviluppo così mostruosamente veloce, tecnologico? La religione, secondo me, ha imparato a non andare contro la scienza, dopo Galileo e altri. Quindi ha cominciato a vedere gli aspetti positivi e negativi di una scelta. Quello che deve non esserci, come diceva il professore, è la paura, ma la prudenza sì. Essere prudenti affinché l'uomo non diventi schiavo di se stesso. Ma la promozione scientifica, che poi viene sottolineato, secondo il mio parere, ecco, da uomo di Chiesa, ecco che Dio ha dotato l'uomo di intelligenza e quindi la ricerca è il frutto di questa intelligenza che rende l'uomo immagine di Dio. Quindi ogni ricerca è una benedizione. Ovviamente bisogna tener conto che questa ricerca non vada contro la dignità della persona, aspetto etico, e a favore della collettività. No? L'Avvenire in queste settimane ha sottolineato che il mondo cattolico in Italia esiste ed è ben compaginato, però è più individualista. Questo è molto pericoloso. Se noi cominciamo a pensare esclusivamente a noi stessi e non alla collettività, è il discorso che fa il Papa sulla sinodalità, noi perdiamo che cosa? La solidarietà e anche perdiamo il desiderio di procurare qualcosa di positivo per la società. Quindi quando noi a Trieste diciamo non se può, non va bene perché se può si deve potere. Poi bisogna accompagnare questo, no, professore? Accompagnando questo affinché non cadiamo in esasperazioni oppure in devozionismi balordi. La scienza ha bisogno della morale, la scienza ha bisogno della legge, ecco perché abbiamo fatto questa carta. Bisogna comunque osare. Se noi non osiamo non ci sarà mai progresso. E il progresso fa parte della vita. Quindi è necessario vigilare, però mai fermarsi. Quindi la scienza è in cammino, la religione deve essere in cammino. Se c'è una conflittualità, noi veniamo meno al valore della religione e impoveriamo la scienza. Tutte e due, se sono in un aspetto sinergico ed equilibrato, sono fondamentali per, diciamo così, un vivere civile. Il discorso dell'integralismo, è quello, sia laico che religioso, blocca il progresso, ma blocca anche la serenità del vivere. Quindi superiamo la paura, non se può, e quindi accompagniamo il sepol. Questo è quello che io dico. Grazie Don Ettore. Io a questo punto lascerei la parola a Ciarrocchi per le conclusioni finali. Una banalità. Se posso, una banalità, sì. Domande difficili per tutti. Sì. Direi se dovessi come dire, coniare uno slogan,
mi viene in mente qualche cosa che non si può ripetere. Avanti con prudenza, direi. No? Sì, avanti con prudenza, ci sta. Adesso al di là, no, decontestualizzato, mettiamola così, no, ma nel senso che mi sono appuntato alcune parole, no, che sono emerse nel dibattito e credo che riallacciandomi a quello che ha detto Don Ettore, che secondo me è una verità veramente che va analizzata e va sorvegliata con cura. Tutti questi strumenti, a mio avviso, stanno portando ad esasperare l'individualismo, nel senso che noi ci rifugiamo qui dentro nelle relazioni interpersonali, cioè gli amici sono quelli che troviamo qui più che gli amici veri che io posso toccare, con cui scambio emozioni, lo dicevano entrambi i medici, no? Tanta parte poi della loro attività nasce anche dal confronto, ma il confronto non può essere mediato da uno strumento può aiutare, ma poi il confronto è un confronto umano tra persone, perché devo vedere, cioè l'intelligenza artificiale non capisce il non detto, non capisce l'espressione del volto, non riesce a capire il linguaggio non verbale. Però al di là di tutto questo i messaggi che mi sono appuntato sono ovviamente quelli del coraggio, del non aver paura, del riuscire a avere una visione di futuro, traguardarla, osare ogni tanto ovviamente, però osare con delle basi di fondo che nascono dalla competenza e nascono, è una delle parole che più mi piace, dall'umiltà, cioè l'approccio di una persona che con competenza, con conoscenza, con studio, con sia il prontuario sia un'app che sostituisce il prontuario, ma la stessa cosa la vivo anch'io, ho colleghi giovani che non vanno a guardare i manuali perché trovano tutto qua, è fortuna che ci sono perché mi aiutano a far prima anche nel mio di lavoro, tutto questo però deve passare poi attraverso appunto l'umiltà di imparare dagli altri e tentare di intraprendere strade alle volte ardite, alle volte complicate, ma e chiudo citando una cosa di Machiavelli che mi piace tantissimo, dobbiamo fare come l'arciere che per puntare all'obiettivo deve puntare molto più in alto, perché una freccia ha un andamento a parabola e prima o poi scende, quindi deve puntare alto per raggiungere un obiettivo che è alla portata dell'uomo se ha alla base dei valori veri. Bravo. Benissimo. Non ci sono altre domande? Bene, io vi ringrazio anche a nome dei relatori, spero che abbiate imparato, sia chiarito alcuni aspetti maggiormente rispetto a prima di cominciare questo incontro. Grazie e buonasera. Grazie. Bravo. Grazie.